Caro Ivo Gallo, caro Lele Marcassa, sei pronto? Prontissimo! Inizia un nuovo viaggio! Una nuova avventura! Nei nostri viaggi raccontiamo storie Di lavoro e artigianato. Siamo sempre alla costante ricerca del paesaggio. Come le montagne più belle del mondo. Tanta avventura! Inizia la racola. State con noi! Ivo Gallo! Dimmi Lele Marcassa! La Batigia! Ti sei bagnato? E infatti, sei contento? Contentissimo! Molto bene. Ma questo mare? È il mare di Cavallino Treporti. Adesso ti rendi conto del motivo per cui mezza Europa viene qua al mare? Sì, libertà, Paesaggio, natura. incontaminato regno del mare Adriatico e anche della laguna di Venezia. Giusto in mezzo. Scopriamo questo luogo meraviglioso. Non vedo l'ora. Via! Attento al Battigia. Battigia. Acqua. Ti bagni? Vabbè, ma è il mare. Cavallino Treporti è la quinta località italiana per presenze turistiche, quindi per pernottamenti. Dopo Roma, dopo Venezia, dopo Milano, dopo Firenze abbiamo la prima spiaggia che è Cavallino Treporti. È inserita nella costa veneta che è il primo distretto italiano in termini di spiagge, di turismo balneare. Quindi siamo molto orgogliosi del nostro posizionamento, ma questi numeri portano ad una grande responsabilità. Quindi vogliamo che il nostro territorio sia accogliente, attrattivo, che un sistema maturo come il nostro continui ad essere attrattivo, appunto. La nostra mission però è quella di essere una comunità che fa star bene il nostro residente, perché se il nostro residente, il nostro cittadino sta bene diventa una comunità accogliente che da questo punto di vista noi stiamo ricercando e coltivando. Il residente è il primo attore della nostra comunità e quindi per noi è fondamentale che ci siano servizi, è fondamentale che ci siano risposte e ovviamente non tutto funziona, ma cerchiamo di far del nostro meglio per avere queste risposte. Da qualche anno cerchiamo che ci sia una legge, l'abbiamo chiesta a più voci, in più legislature, perché noi siamo delle città fisarmonica, d'inverno una certa realtà piccola di 13.500 abitanti scarsi e d'estate una grande realtà turistica, una città medio grossa e quindi vogliamo delle norme che ci consentano come sindaci di gestire al meglio la nostra località. E poi sono sempre del parere, e lo dico a 360 gradi, che noi non dobbiamo essere gestiti dai flussi, ma dobbiamo gestire i flussi, perché questo ci fa far bella figura e ci fa anche vivere bene. Questa è una missione importante che come sindaco sto portando avanti perché credo che prima di tutto vada il rispetto per le comunità locali e poi se il turista si inserisce in questa comunità locale sta bene. Quindi è un equilibrio che ricerchiamo, che è importante e fondamentale. Il turismo è una delle risorse più importanti, deve essere a beneficio di tutti, però prima viene la comunità locale perché così consente anche al turista di star bene.
questa è la piazza di Cavallino, del comune di Cavallino Tre Porti. Vicino a me si trova un monumento importante per queste comunità che rappresenta il cavallino, quindi il simbolo di queste terre tra il mare Adriatico e la laguna di Venezia. Questa statua ha una storia un po' particolare. Il primo monumento venne inaugurato nel 1920 in onore ai caduti del primo conflitto mondiale. E fu realizzato in pietra d'Istria, verniciato di nero per dare la sensazione che fosse bronzeo. Cos'è successo? Quella statua fu perduta e ritrovata solo mozza degli arti e della testa durante gli scavi di sistemazione di questa piazza nel 1920. La storia ci racconta questo. Un gruppo di militari repubblichini sul finire della Seconda Guerra Mondiale, durante un'operazione di addestramento, utilizzò quel vecchio cavallino di pietra come bersaglio, quindi un atto terribile a sfregio di questa comunità, un atto di vandalismo. Tiravano al bersaglio distruggendolo in parte, poi venne perduto. Accade che nel 1948, dopo lunghe discussioni da parte dell'allora Comune di Venezia, venne ricostruito un nuovo cavallino, questa volta di bronzo, su progetto di Remigio Barbaro e su fusione proprio nella città lagunare da parte della ditta allora amministrata da Isidoro Bragadin. Oggi rimane questa statua di colore scuro a ricordare ciò che è accaduto, ma soprattutto a simboleggiare un intero litorale, il litorale di Cavallino Tre Porti. Devo ammettere che percorrere gli 8 chilometri di pista ciclabile a sbalzo è davvero una magia. Sembra di pedalare sopra la laguna. E sono giunto qui, nella zona delle dune e della pineta di Cassavio. La zona delle dune è una zona delicata, un ecosistema molto fragile e è il passaggio tra l'habitat marino e l'entroterra continentale. Come si formano le dune? Come si sono formate le dune? Il mare deposita i suoi sedimenti sulla spiaggia, quindi la sabbia poi viene trasportata dal vento, trova degli ostacoli, di solito naturali, e si sedimenta lì e crea queste dune. Un ecosistema fragile soprattutto negli ultimi decenni a causa del cambiamento climatico, dell'urbanizzazione, dell'inquinamento. Per questo, qui a Cavallino Tre Porti, da qualche tempo, hanno pensato intelligentemente, in maniera lungimirante, ad un progetto unico in Italia per la ricostruzione, per la ricostituzione delle dune. E cosa hanno fatto? Hanno prelevato a 15 km dalla costa 150.000 metri cubi di sabbia, depositata sulla spiaggia
Poi hanno piantumato quasi 750.000 piantine di Ammophila litoralis, che è una pianta particolare perché ha un sistema radicale molto fitto e anche quando viene coperta completamente dalla sabbia continua a germogliare in maniera verticale, quindi crea quei famosi ostacoli che bloccano la sabbia e danno origine alle dune, creando questo ambiente quasi di fantasia. Vicino alle dune, proprio dietro alle mie spalle, vedete questa lingua verde che è la pineta. La pineta ha un duplice uso, perché non era originale ma è stata piantumata qualche decennio fa sia per creare una sorta di barriera contro le mareggiate che una barriera all'aerosol marino, cioè quel vento carico di sale che darebbe danno alle coltivazioni dell'entroterra. Questo è veramente un ambiente suggestivo e io quasi quasi farei come un granello di sabbia, mi lascerei trasportare dal vento e mi fermerei al primo ostacolo naturale per creare un'altra duna. Insomma, io ringrazio questo giovanotto qua, Michael, perché mi stai regalando un'esperienza bellissima. Grazie. E tu la vivi sempre, sei abituato. Io no? sono abituato, sì, Quindi tu navighi sempre nella bellezza, nella meraviglia. esattamente. Però dai questa possibilità a uno come me, ma a tante altre persone. Soprattutto con questa imbarcazione che è parecchio grande, voglio dire, no? Sì, questa è la nostra barca che usiamo principalmente per il servizio bici barca, che è un servizio dove diamo la possibilità alle persone che girano Cavallino Tre Porti in bicicletta di salire in barca con la propria bici e di attraversare una parte della laguna scendendo a Lio Piccolo in modo da fare un anello. Quindi è un giro che si fa, diciamo, metà in barca e metà in bici. Poi possiamo caricare fino a 30 bici e 30 persone e abbiamo 3 pontili. Uno ce l'abbiamo a Caballarin, quindi sulla ciclabile a sbalzo, Sì. quella nuova ciclabile a sbalzo. Un altro è appunto a Lio Piccolo e un altro invece è a Lio Maggiore. Dei nostri amici della Barena. vero? Esatto. Qui siamo nel canale dell'arco, appunto, perché se si vede diciamo dall'alto ha proprio la forma di un arco e il canale non è molto profondo, ma comunque siamo sui 3 metri di media. Però non c'è solo questa imbarcazione, voi avete altre barche, fate altri servizi, vero? Sì, noi abbiamo anche dal 2019 abbiamo anche delle barche a noleggio senza patente per dare la possibilità appunto a chi vuole navigare in autonomia di godersi la giornata in laguna. Quindi io parto dalla Nostra base esatto. sempre a Caballarin e noi là facciamo un piccolo briefing, spieghiamo un po' le regole della navigazione, spieghiamo un po' diciamo i canali da fare, dove andare e non andare e diamo la possibilità appunto alle persone di fare la giornata in laguna. Sono barche da 6-7 posti, non sono grandi, però insomma sono giuste a misura familiare. Comunque avvisiamo chi ci sta guardando che è tutto in sicurezza, no? E beh, chiaro, bisogna. Quindi, insomma, se fanno questo tipo di attività evidentemente Le barche sono sempre monitorate tramite GPS, quindi in caso di bisogno sappiamo sempre dove sono e logicamente il servizio si fa col bel tempo. io ti ringrazio di Grazie cuore, a voi. ringraziamo anche i tuoi collaboratori Certamente. e dov'è che vi troviamo attraverso web o Beh, attraverso... abbiamo il nostro sito internet che è www.bluedreamcavallino.com oppure sui social. Cercate sempre Blue Dream Cavallino e lo trovate, insomma. Blue Dream Cavallino. Sì. Con Michael alla grande, il nostro prodiere. Grazie, di cuore, grazie.
Devo dire che ogni qualvolta si guadagna questo spazio, i pensieri vanno a tanti racconti, vanno sempre al buon vecchio Hemingway, vanno alla fortuna che abbiamo noi veneti di vivere profondamente uno spazio che sembra quasi eterno. Pensate che la laguna nord di Venezia si estende per 500 km quadrati, è la laguna più ampia del Mediterraneo e proprio in questi luoghi, più di 1000 anni fa, un gruppo di esuli ha deciso di costruire una grande città, la città di Venezia. Quindi 120 isolotti che sono molto somiglianti a queste barene selvagge che con la costipazione e il duro lavoro sono diventate poi una dimora straordinaria, forse il luogo abitato più bello del pianeta. E qua la natura è sovrana, nel senso che quest'area della laguna si mantiene viva come lo era 1000-2000 anni fa, con tutta la sua natura che si rende vivace, che ci dona attraverso un codone che guizza nell'acqua e ricade a mezz'aria, ci dona proprio il respiro di ciò che siamo stati e di ciò che forse vogliamo continuare ad essere. Quindi mi piacerebbe lasciarvi con questo pensiero: una meraviglia che si rende piatta, quasi un lenzuolo di seta grigio su cui il vento sussurra muovendosi tra queste splendide e mutevoli barene. In questo momento mi trovo in località Le Mesole. Fra un po' vi spiegherò. L'area di Cavallino Tre Porti diventa autonoma nel 1999 staccandosi da Venezia. Ma queste comunità hanno una storia molto antica. Dovete immaginare infatti che la prima comunità stabile si attesta a Lio Piccolo, tanto che recentemente è stata ritrovata una domus che fungeva sia da abitazione che da azienda agricola, mentre la parte che va da Cassavio sino a Punta Sabbioni ha origini molto più recenti. Questo per le continue mutazioni idrogeologiche e per il delicato equilibrio tra terra ed acqua. In questo momento, come vi dicevo, mi trovo alle Mesole, isole di mezzo. Qui si attesta una comunità a partire dal 1300, mentre Cavallino, Sacagnana e Tre Porti iniziano a svilupparsi a partire dal 1500. Nel 1632 i veneziani inaugurano il canale Casson, che diventa un'importante via di comunicazione e crea un relativo sviluppo. Il comune è formato da Cavallino, il cui toponimo deriva da Equilium, che era il nome che identificava tutto il litorale, anche l'antica Jesolo. Questo perché erano presenti grandi distese di dune sabbiose e vegetazione spontanea che erano ideali per il pascolo dei cavalli. Tre Porti invece è l'unione di tre isole che sono Sacagnana, l'isola della Chiesa e Porto Secco, con tre canali relativi: Porto Secco, Sacagnana e il Pordelio. Poi la storia medievale di Tre Porti è turbolenta, prima per le invasioni degli Ungari, poi la guerra tra Genova e Chioggia e poi nel 1500 per la cruenta battaglia tra la Lega di Cambrai e la Serenissima Repubblica di Venezia. Il toponimo di Tre Porti deriva dalle tre bocche di porto che servivano alcune isole della laguna nord interna, come ad esempio Torcello, San Felice e Liomaggiore. La chiesa dedicata alla Santissima Trinità viene consacrata nel 1684. Oggi l'area lagunare del comune di Cavallino Tre Porti è considerata
uno dei posti paesaggistici più belli del mondo. Il nostro viaggio alla scoperta delle bellezze del comune di Cavallino Tre Porti continua e siamo giunti all'isola delle Mesole, vicino Lio Piccolo, dove ci sono i fenicotteri. Sono nell'azienda agricola Terre Salate e mi hanno detto che la titolare, la Silvia, è in giro che sta facendo qualcosa. Vado alla ricerca della Silvia. Eccola in velocità, è arrivata la Silvia, la titolare di Terre Salate. Ciao Ivo, comunque non sono la come no? titolare, no, l'azienda è del mio compagno Francesco. Ok, Francesco, lo rispettiamo, ma sappiamo che le donne sono quelle che mandano avanti la baracca. Senti, spiegami cosa fai con questa strana bicicletta. Faccio le consegne dei miei prodotti, Ah sì? anzi dei nostri. Brava, brava. E quali sono? Quali sono? Ortaggi, frutta, ma soprattutto pasta, farina, la birra fatta con il nostro orzo e il vino che adesso abbiamo quasi pronto. Quindi tutto a chilometro zero, anzi a metro zero. E visto che è a metro zero andiamo a fare qualcosa. Sì dai, ci sono giusto i pomodori da piantare. Bellissimo, bellissimo. Posso? Vai, vai. Posso, vai, andiamo a piantare i pomodori, andiamo a piantare i pomodori. Guarda Ivo, allora, non troppo profondo, fai un buchetto, Buchetto, metti giù la pianta metto giù la pianta e la premi sotto, la premo sotto. in maniera che venga fuori una... Ma che pomodori sono questi? Questo è il pomodoro verace del Cavallino. Ecco, cara Silvia, volevo proprio chiederti questa cosa. Mentre noi piantiamo i pomodori, spiegami la differenza tra verace e nasone, che qua tutti pensano di aver ragione, ma mi sa che... Il verace è un pomodoro molto grosso, Sì? è molto pesante, può arrivare anche quasi a 2 kg. Ok. Pochissimi semi e poca acqua, ha un gusto molto dolce, è proprio buono. È quello caratteristico, Sì, ma non sì. è quello il nasone. No, il nasone assomiglia un po' a un samarzano, diciamo, solo che è un po' più grande e ha una forma un po' storta che sembra proprio un naso. Per quello nasone. Esatto. Il verace non può essere nasone perché non sembra un naso. No, no. Vedi? Perché Però spesso sì, viene c'è un po' di confuso. confusione, sì. Però tu sostieni che una volta che hai mangiato il verace, No, non si torna più indietro. No. vabbè. E allora piantiamo, continuiamo a piantare il verace. Sì, dai. Così. Vai. Allora hai capito, Ivo? Sì, dai, dovrei aver capito. Allora, cosa dici? Se vuoi, perché so che lei ti sta aspettando, se vuoi tu puoi andare. Mi fido, ti lascio. Fidati, Ok. finirò tutta questa fila di pomodori veraci. Vedrai, Perfetto. sarai soddisfatta del mio lavoro. Ci conto, eh. Sì, a dopo. A dopo, ciao.
Oh, che piacere incontrare Silvia in questo Eden, in questo luogo meraviglioso, mentre Francesco sta trebbiando l'orzo, che è una delle vostre produzioni, Sì. insieme a... Grano tenero e grano duro che usiamo per fare la farina e la pasta, mentre l'orzo ovviamente per fare la birra. Certo. E poi abbiamo tutta un'altra serie di produzioni che sono gli ortaggi, la frutta, l'uliveto, il vigneto, asparagi e carciofi soprattutto come coltivazioni recuperate, tutti coltivati in questi terreni salati ovviamente. Infatti il nome è Terre Salate, Sì. e c'è un motivo, hanno un gusto diverso. Sì, sì, tutto ha un sapore diverso perché il terreno è ricco di salsedine, ma anche l'aria, perché siamo circondati dall'acqua salata. Su questa tavolata nel vostro giardino alcuni dei prodotti e poi c'è la trasformazione, Silvia, quindi la pasta, la farina Sì. e poi abbiamo... Poi dei prodotti da forno che sono ottenuti dalle nostre farine macinate a pietra, come i grissini fatti con la farina integrale, i biscotti che sono fatti in un forno a legna, quindi cerchiamo di trovare anche dei partner che abbiano più o meno la nostra filosofia di produzione, diciamo. Qui siamo alle Mesole e si può venirvi a trovare. Certo. Avete anche un bel punto vendita immersi in questa natura straordinaria dove questi prodotti si possono acquistare. Certo, sì. Quindi voi avete un'apertura... Ci siamo tutte le mattine e anche un paio di pomeriggi. Comunque adesso insomma È il momento buono, sì, anche ci perché stiamo la produzione si è organizzando. accelerata dopo la primavera. Guardate Sì. che pesche, noci pesche anzi meravigliose, guardate i fagiolini quanto belli sono e poi ci hai preparato addirittura 2 torte, ok? Sì. Con i tuoi prodotti della terra. Sì, con le farine, sempre le nostre farine macinate a pietra, che sono farine comunque grosse, non sono farine né 0 né 00, ma partiamo dalla 1. Queste torte invece sono fatte con la farina tipo 2. E poi ci ho aggiunto una confettura di pesche fatte con le nostre pesche bianche del Cavallino e le fragole sempre che abbiamo raccolto questa mattina. Quando il lavoro, una famiglia si sposano alla bellezza di questa terra e alla qualità di questa terra riesce a produrre, nasce tutto questo. Io, Silvia, ti ringrazio di cuore per l'ospitalità, per la cortesia, per la gentilezza, ringrazio anche Francesco e adesso, se sei d'accordo, assaggiamo qualcosa. Ma soprattutto brindiamo con il nostro vino che abbiamo appena ritirato dalla cantina, fatto con le uve coltivate proprio qui alle Mesole e quindi che hanno un sapore totalmente diverso. Fantastico. Con Silvia, con Francesco e i tuoi figliuoli facciamo un brindisi alle terre salate. Evviva! Sì. Dopo aver piantato una fila di pomodori, incontro questo stupendo olmo, l'olmus, un albero all'apparenza comune, ma che in realtà ha delle caratteristiche particolari. Ad esempio, le sue foglie ovali e dentellate hanno un'asimmetria, cioè non finiscono nello stesso punto all'altezza del picciolo. Altra caratteristica diversa, per così dire, è il fatto che fiorisce in primavera prima di sviluppare le foglie. I suoi fiori poi diventano i suoi frutti, le samare, che sono una sorta di cuoricino che sfrutta il vento per la disseminazione, la famosa disseminazione anemocora, come il tiglio, come il soffione. Era molto usato, perché purtroppo non se ne trovano molti, nei nostri paesaggi come sostegno vivo per le viti. Tanto che si diceva che la vite veniva maritata all'olmo, per questo diventato simbolo dell'amore coniugale. Un'altra cosa interessante da sapere dell'olmo è che nel Medioevo, nei piccoli paesi che non avevano la sede comunale, veniva usato proprio quest'albero come ritrovo per prendere delle decisioni importanti.
Magari decisioni giuste, decisioni sbagliate, ma sicuramente la decisione che prenderò adesso sarà giusta, perché ora lo abbraccerò. Perché abbracciare un albero porta fortuna, ma soprattutto ti allunga la vita. Sono partito rifocillato dalle Mesole attraversando Tre Porti e sono giunto qui innanzi questa grande costruzione antica che è la Batteria Pisani. Tutto il litorale è caratterizzato da queste presenze particolari che sono costruzioni belliche ad uso militare. Ci sono appunto batterie da sparo, caserme, polveriere, fortini, bunker. Venezia quindi protetta, ma perché? Non tanto per la sua bellezza, che è riconosciuta in tempi più recenti, ma soprattutto perché era un grande porto. Esiste ancora il porto commerciale di Marghera, ma un tempo le navi di media grandezza, quindi le navi dell'Ottocento, potevano tranquillamente entrare in questi profondi canali per raggiungere l'Arsenale, dove le imbarcazioni potevano essere riadattate o addirittura riparate. Quindi era un luogo fondamentale, più importante di altri luoghi come ad esempio il porto di Brindisi, il porto di Ancona, di Genova o di Livorno. Quindi l'esigenza di chi amministrava questa città nel corso dei secoli è sempre stata la stessa: mantenere viva la città, ma soprattutto protetta. Non tanto perché è un museo, come oggi la consideriamo a cielo aperto, ma perché uno dei porti fondamentali e più strategici del Mediterraneo. Ora guadagno l'entrata di Batteria Pisani, dove incontrerò un amico, Furio. È un piacere ritrovare Furio, che è un amico della nostra trasmissione, perché quando si parla di storia, non solo del litorale veneto, in generale anche di strategie e di guerre antiche, tu sei uno dei più grandi esperti che abbiamo e hai un modo di raccontare molto comprensibile che ci fa capire cos'è accaduto molto tempo fa. Allora, qui c'è una mappa dove sono dispiegate tutte le postazioni, ok, lungo questo famoso litorale di Cavallino Tre Porti. Noi nel tempo abbiamo già visitato l'Amalfi, siamo tornati qui alla Batteria Pisani e tutto questo poi, che parte dall'Ottocento, è stato utilizzato in maniera difensiva, però rivolto verso la terraferma dopo la rotta di Caporetto, quindi siamo durante la Prima Guerra Mondiale. Sono stati utilizzati questi strumenti, Furio. Certamente. Diciamo la costa
veneziana attorno alla città di Venezia, al porto di Venezia, al suo arsenale, che erano strategici per la presenza della marina italiana nel nord Adriatico, erano protetti da questo sistema fortificato eretto sui vari litorali. Una delle strutture più caratteristiche sono le torri telemetriche, che in sostanza, lo dice la parola, sono delle torri anche alte fino a 7 piani, che si elevano dal piatto della laguna, no? Mancando di rilievi naturali, quindi dovettero costruire queste torri per dirigere il tiro delle 4 batterie costiere di Cavallino Treporti, ma non solo, poi quelle del Lido di Venezia, poi quelle di Pellestrina e fino a Chioggia, che era questo tutto il sistema fortificato. Quindi quando qualcuno arriva a Cavallino Treporti, percorre quella meravigliosa strada che costeggia la laguna e vede queste costruzioni talvolta un po' bizzarre di colore grigio che sembrano quasi delle case, sono torri telemetriche ad uso bellico-difensivo, quindi sono torri a tutti gli effetti. Esattamente. Però sembrano quasi dei piccoli condomini, vero? Esattamente, ricordano un po' questo e sono poste lungo la laguna, diciamo, rispetto alla spiaggia, alla parte costiera della spiaggia, e sono una quindicina quelle tuttora esistenti, una quindicina, e partono da Cavallino e terminano a Punta Sabbioni, e come dicevi sono mimetizzate da civili abitazioni e da altro per celarne il significato militare, diciamo, agli austro-ungarici. Quindi il messaggio che noi diamo è quello che tutto questo sia solo un'immagine che ricostruisce una memoria di ciò che l'uomo ha prodotto, quindi la grande tecnologia, il grande operato difensivo, sperando che mai più in questo litorale venga costruito qualcosa di nuovo con finalità offensive in questo caso. Certamente le guerre, come dicevi tu, devono stare nei musei, e qui siamo in un luogo adatto a conservare le guerre, la memoria delle guerre, ma che non ce ne siano più è ovvio per tutti, no? Grazie Fulvio, di cuore. Grazie a te, grazie a voi. È un piacere trovare Chiara Anche per me, piacere. innanzi a questo scenario pazzesco. Cioè io ogni qualvolta mi affaccio a questa laguna, poi con questa luce del tramonto, devo dire, mi sento rapito emotivamente In parlando. effetti, E tu lavori su questa terra sì. e hai l'opportunità di confrontarti con imprenditori, con gli abitanti delle stesse Cavallino Treporti e con gente che sta cercando, insomma, di portare avanti delle operazioni personali o aziendali in questa terra che è sempre più vocata al turismo veramente in maniera molto molto importante. Quindi È vero. questa è la realtà in cui lavori, Chiara. E com'è stare qua e che progetti avete con la vostra filiale? La BCC Pordenonese Monsile infatti ha aperto molto di recente una nuova filiale qui a Cavallino Treporti nel 2022, andando in piena controtendenza a quella che è il processo adesso sempre più diffuso della desertificazione bancaria nei comuni italiani, e invece la banca Pordenonese Monsile ha creduto fortemente in questo territorio, tanto da voler aprire una banca fisica. Noi gravitiamo sui principali settori del nostro territorio, che sono il turismo, ovviamente, che in questi ultimi anni ha avuto una crescita esponenziale. Si tratta di un turismo, di una tipologia di attività che si sposa pienamente con un altro settore locale che è molto importante per il territorio del Cavallino, che è l'agricoltura. Sì, i famosi orti di Cavallino. Assolutamente sì. Abbiamo famiglie, imprenditori più o meno grandi che ci regalano tutti gli anni delle primizie che ci invidiano ovunque. Certo. Basti pensare ai famosi pomodori di Cavallino, o il carciofo, la castradura, o gli ortaggi, l'asparago. E quindi era opportuno aprire una filiale qui a Cavallino. È una terra Treporti. Sì, ricca assolutamente sì. sotto tutti i punti di vista. Assolutamente Però voi siete molto attenti al sociale, Chiara. Sì, anche questo è una delle nostre caratteristiche del credito cooperativo, anzi lo statuto del credito cooperativo prevede che una parte dell'utile ogni anno venga distribuita
a titolo di beneficenza sul territorio dove operiamo. Ad esempio, un'iniziativa alla quale abbiamo partecipato molto volentieri è stata un'iniziativa creata dall'attuale amministrazione locale, che ha organizzato alcune giornate di medicina, dando la possibilità ai cittadini di Cavallino Tre Porti di poter avere gratuitamente delle visite specialistiche. Noi come banca abbiamo deciso di contribuire anche a questo evento. Ti faccio una domanda che esula un po' dal lavoro quotidiano Sì. che tu porti avanti con grande passione. Com'è stare a Cavallino Tre Porti? Beh, Cavallino è una bellissima realtà, basti vedere cosa abbiamo davanti agli occhi qui. E poi devo dire che siamo circondati di brava gente, come ho detto prima abbiamo degli ottimi imprenditori, delle brave persone che lavorano e contribuiscono a mantenere Questo paesaggio straordinario. Grazie Chiara, di cuore. Grazie a voi, Grazie. è stato un piacere. Grazie. E noi continuiamo questo viaggio però immersi nella musica di Cavallino Tre Porti. Il Camping Village Mediterraneo è in costante evoluzione per dare sempre più servizi ai clienti. Caro Alessandro, parlaci di questi servizi e in particolare il glamping. Cos'è? Non so. Il glamping è una formula relativamente moderna nella domotica, perché comunque è una fusione tra campeggio vecchio stile, quindi la tenda vecchio stile, il camping con l'evoluzione della tenda. Quindi glamour. Quindi un po' più modaiola. Camping glamour. Quindi è una versione retro di quello che era il vecchio stile di vacanza legato alla tenda, che noi abbiamo rivisitato e rivisto e inserito all'interno della nostra struttura. Abbiamo 20 unità che sono con dei super comfort, abbiamo il piano induzione, sono climatizzate e abbiamo anche la doccia sensoriale, quindi è una formula un po' evoluta della tenda. Bello questo glamping. Sì. Ma anche le strutture sportive che avete, raccontami. Abbiamo di recente riqualificato un'area inserendo all'interno di quest'area sportiva, quindi è uno sporting club che abbiamo creato, dove abbiamo un locale per l'intrattenimento e per il terzo tempo, dopo gli eventi, i tornei. Abbiamo inserito 2 campi da paddle, che è un po' lo sport degli ultimi anni, il tennis e il calcetto e il basket. All'interno di questa struttura noi facciamo vari eventi legati anche a dei tornei, dove abbiamo avuto nel tempo anche dei calciatori che dopo ritirati si danno tutti al padel, quindi sono venuti un po' anche da noi. So che avete anche una sala congressi attrezzata
molto Sì, abbiamo la particolare. fortuna di avere all'interno del nostro nuovo Le Terrazze del Mediterraneo una struttura che può ospitare fino a 200 persone, dove a rotazione nei periodi di bassa stagione creiamo degli eventi. In questo momento abbiamo un gruppo di ballo di Milano, della MAB, che fanno degli eventi legati all'interno del territorio nazionale, quindi fanno più tappe, e sono qui con un gruppo di varie ragazze che fanno vari stili, dalla classica al beat a vari generi, e abbiamo la fortuna, un po' anomala, di avere due gruppi di associazioni di danza, una ucraina e una russa, quindi un po' anomalo e particolare. Anomalo, però pensateci. Pensate, sì. Russia, Ucraina che ballano insieme, questa è pace. Che bel posto, oh no, eh? Peraltro, locale storico del Veneto. È riconosciuto ufficialmente. Tutto è partito da Gino ed Anna. Ed Anna, esattamente. Siamo genitori di 3 ragazzini piccoli che literalmente piccoli che ne abbiamo matti, ma comunque a volte che siamo venuti fuori. Quindi voi siete arrivati qua negli anni 60, se non sbaglio. 66. So che Mauro ha fatto un certo una punto. pausa Sì. all'estero, ha girato il mondo, che tra l'altro comunque sì. ha un valore aggiunto attualmente. Attualmente per il qua, locale. come Ma hai girato esperienza. il mondo dove? Ho fatto un po' di esperienze internazionali, gli inverni, l'estate sempre con la mamma, perché il cordone ombelicale... Non è mai stato No, tagliato. l'inverno ho fatto degli inverni a lavorare a Londra, poi negli Stati Uniti e anche Australia. E dopo un po' di bagaglio, eccetera, la lingua, eccetera, qua non stavo neanche male, insomma, cioè nel senso è un paradiso per noi, siamo molto contenti e cerchiamo di condividerlo con le persone che vengono qua, che capiscono cosa stiamo facendo e che facciamo molto molto con il cuore, ecco. Un po' come Anna ha insegnato, e siamo a ridosso di questa nuova e bellissima pista ciclabile Sì. che percorre tutto il litorale di Cavallino e Treporti. Alla nostra destra c'è il mitico canale Pordelio, Pordelio. che portava al lido, no? Pordelio, quindi il valore barche. storico è rimasto, con le barche a remi, a remi, certo. a mano proprio. Noi facciamo questo viaggio nel passato, però oggi siamo nella modernità, ragazzi. Abbiamo dovuto. no? Certo, bisogna stare al passo coi tempi e avere una visione, però la cucina è quella tradizionale. Sì, Deve sì. restare. E quindi Abbiamo gnocchetti con fiori di zucca e capesante. Zucchine capesante. Esatto. Poi come ingredienti mettiamo un po' di aglio, un po' di prezzemolo, olio naturalmente, pepe e sale, un po' di pomodorini tagliati a pezzettini, Di Saccagnana. di sarcagnana, un po' di ozono. che hanno quel gusto particolare perché sono un po' salati, hanno sapore diverso. questa sapidità un po' esatto. particolare. Questi sono tutti prodotti di questa terra anfibia tra mare, laguna Sì, e qua campagna. delle quindi zone, top. sì. Top. Qua delle zone nostre diciamo che Gnocchetti fatti a mano, evidentemente. sì. Quindi, se siete d'accordo, facciamo un brindisi con Ivo, evidentemente che è vicino a me, ma soprattutto mamma Anna. E figlio Mauro. Eh sì, allora brindiamo allo spettacolo che questo paesaggio ci regala, a questa storia familiare e a questi prodotti che sono al nostro palato, ma fra poco lo verifichiamo, davvero straordinari. No. Ecco la Stefi! La Stefi! Li ho mangiati crudi. Non devi. Vabbè, Sono buoni. sono buoni lo stesso. Ecco la Stefi. Grande la stessa. Mi mangio cotti. Che bello, brindiamo con la famiglia. Sono contento, ha caldato evidentemente, lo si nota, però
Felice di essere qui innanzi a questa cartolina che ci racconta una storia bellissima che è fatta di affetti, di passione e di grandissima gastronomia. Viva ragazzi! Evviva! Vieni Steffi! Evviva! Steffi! Evviva! Steffi! Salute, suerte, amor, evviva! Allora, sì, molto. Cioè, allora, non è la prima volta, mi tolgo gli occhiali perché sennò sono maleducato. Non è la prima volta che gironzoliamo per le acque lagunari, però siamo con una grande persona. Io lo chiamo il nostro comandante dell'imbarcazione, Sailor Man. ma è un famoso pescatore di questo litorale che è Andrea, che ci sta portando un po' più nel profondo della laguna, Dove lui sa. cosa pescare con la rete. Qui siamo praticamente a Punta Sabbioni. Sì. Quindi, Partiti da la casa dei pescatori, ricordiamo che la bellezza di Cavallino Tre Porti è che da un lato c'è l'Adriatico, dall'altro lato c'è la laguna di Venezia. Fantastico. Andiamo! Via! Navighiamo. Guarda che è trasparente, eh? Sì, si vede la Poseidonia, Che un'alga molto affascinante. Ah, è questa qua, tipo questa specie Sì, di Poseidonia da... Poseidone? Bravo. Allora, volevo ricordarti che non solo sono laureato, ma ho fatto uno scientifico, le medie e le elementari. Credo che Poseidone arrivasse già alle elementari. No, ma quest'area, Andrea ci ha detto che si chiama del Bacan. Sì, ok? perché prende dalla zona, l'isoletta. È vicina al Bacan, Sì. che è quell'isola là. Sì. E qua c'è Sant'Erasmo, Esatto. famoso per gli ortaggi, per le castraure, eccetera. E adesso proviamo! Sì, buttiamo le reti. Molto angelica questa cosa. Ma che? Ah, boh. Le reti. Ah, le reti. Pescatori di uomini. Pietro. Oh. Andrea, ma che è? Cos'è? Questo è il remo, serve per battere, per far scaturire il pesce, che speriamo che vada sulle reti. Ah! Cioè, qualche volta ci dovete aiutare anche voi però, È uno spaventapesci. Alla grande. Vedi che l'acqua è più profonda qua. Eh sì. Non c'è la Poseidonia? Sì, ce n'è, ma è più bassa. Più sotto. Caro Ivo Gallo, Caro Lele Marcassa, siamo sbarcati. sì, ti presento un gasteropode, ma ne parliamo dopo. Ok, abbiamo fatto un bel giro in laguna, la laguna ovviamente di Cavallino Tre Porti con Andrea. Abbiamo anche pescato qualcosa, cioè. Però adesso parliamo dell'economia più importante di questa terra, che è legata al paesaggio, alla bellezza straordinaria anfibia che lega terra, mare ma anche laguna. Questo è un unicum in Italia e siamo con Francesco e Alberto, che ringrazio di essere con meglio noi, di loro può parlare perché di si occupano un po' di tutto il mondo legato al turismo. Di questo contempo faceva parte di Venezia, dal 99 è un comune a sé e da quel momento sempre più è cresciuto
sia a livello sociale come economia, ma dal punto di vista turistico c'è stato un decollo pazzesco. Infatti io vorrei chiedere a Francesco, noi individuiamo sempre quest'area come la più grande zona dedicata al campeggio, quindi alla vacanza outdoor d'Europa, direi, ma com'è nata questa cosa? Sì, viene anche chiamato un po' la capitale europea del turismo all'aria aperta. È una storia, ha 70 anni di storia il turismo di Cavallino Tre Porti. Pochi giorni fa ha festeggiato anche un'importante struttura di Cavallino, ha festeggiato proprio il 70° anniversario. E da lì è nata una grandissima esperienza, perché c'erano queste aree fronte mare completamente naturali che hanno intercettato una domanda soprattutto di tedeschi, austriaci, che hanno sempre avuto una passione per il campeggio, per l'aria aperta. Era sufficiente una moto, una tenda e soggiornavano lì 15 giorni. Da lì pian pianino è cresciuta l'offerta, queste aree che prima erano aree libere si sono strutturate, offrendo poi ovviamente anche un po' di servizi a queste persone che soggiornavano, e durante i 70 anni c'è stata un'evoluzione incredibile, perché poi anche con le sfortune, perché ci sono state le alghe, ci sono state e sono state le occasioni anche per dei grandi scatti di crescita, perché per esempio con le alghe nei campeggi sono nate le piscine, quindi parchi acquatici, nelle difficoltà. Ma come recentemente, se vuoi, anche con il Covid c'è stata una grande riscoperta del turismo all'aria aperta, con la voglia di stare all'aperto, avere grandi spazi a disposizione. La pesca, l'agricoltura si sta unendo insieme per creare una forza turistica completamente diversa. Esatto, hai detto bene, avete avuto un'esperienza oggi, proprio perché il turismo è sì pernottare, è sì la spiaggia, è sì godere della natura, ma è proprio fare esperienza di questo luogo, anche della cultura di questo luogo, anche delle attività di questo luogo. E quindi è estremamente importante per noi trovare il metodo, e la Casa della Pesca ne è un esempio, di raccontarci e di far vivere all'ospite che viene a Cavallino Tre Porti quelle che sono le nostre esperienze a 360 gradi. Non si tratta nient'altro che della nostra storia, del nostro DNA, del nostro vivere, dei nostri mestieri, però al tempo stesso diventa anche un nuovo metodo per poter fare del turismo più consapevole, del turismo che è senz'altro molto più in collegamento con un territorio. Quando si fa esperienza in un territorio ci si ricorda di quel territorio e si tende a tornare. Quindi è una ricetta importante quella dell'esperienza nel turismo, proprio perché crea una realtà unica e appunto un'esperienza unica per la persona che viene. Questo cos'è? Attenzione. Cos'è questo? Igor mi ha istruito. Bosega mantecata. Perfetto. Poi abbiamo le polpettine di cozze e vongole. Fantastico. Con sarde impanate, già aperte. I famosi gasteropodi, molluschi, bovoetti e saor di Mazzancolle. Oh, che bello. Questo cos'è? Seppie in umido con la polenta. Eh sì. E questo? E il granchio blu moica. Il granchio blu moica. Grazie. Francesco, Alberto, Ivo, Lele. E viva a tutti. Cin cin. Cin cin. Viva. In the morning sun, I've been sitting one day evening comes. Ivo Gallo! Dimmi, Lele Marcassa! Sei contento? Contentissimo! Finisce questo viaggio a Cavallino Tre Porti. Ahimè. E lo chiudiamo innanzi a questa laguna davvero spettacolare. Infinita. Se mi permetti, Permetto. leggo qualche riga di Ernest Hemingway. Bello. Che diceva: il sole tramontava sulla laguna nord, tingendo d'oro l'acqua immobile, e io sedevo lì, solo, con i miei pensieri, come un vecchio pescatore sulla riva del mondo. Da Ivo Gallo, Ma soprattutto da Lele Marcassa. finisce questa avventura. Se volete, ci vediamo ancora nella prossima puntata.
ciao a tutti e grazie. Cavallino a tre porti a batterci le mani, a mettere le bandiere sui balconi. Sono arrivati i re dei ciarlatani, i veri quinti sopra il carrozzone. Venite tutti in piazza fra 2 ore, ti riempirete gli occhi di parole, la gola di sospiri per amore e il cuor farà 3000 capriole.